Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione composto da circa 400 lampade a LED lungo la via sacra tra i templi di Giunone, Concordia ed Ercole, nell'ambito di un progetto per la fornitura di energia elettrica per gli edifici del Dipartimento regionale Beni Culturali. Dell'impianto, promosso dall'ente Parco diretto da Giuseppe Parello, si è occupata la società Meta Energia, presieduta da Maurizio Molinari. Giuseppe Parello spiega: le 400 lampade a LED creano una luce non bianca e abbagliante come quella usuale, ma calda e naturale. Grazie a questo tipo di illuminazione si ha la percezione delle volumetrie e i particolari sono esaltati. È stato calcolato un risparmio di circa il 66%, quindi se annualmente spendiamo circa 80.000 euro, anche se l'illuminazione non riguarda soltanto i templi, ci sarà un taglio della spesa arrivando sotto i 30.000 euro. In occasione dell'inaugurazione, innanzi al Tempio della Concordia, è stato organizzato un concerto di musica classica ed etnica. Stasera è una bella serata per il parco perché abbiamo avuto la possibilità di realizzare a costo zero un impianto di illuminazione innovativo sia da un punto di vista della qualità della luce sia per quanto riguarda il risparmio energetico. Il progetto muove da una selezione che ha fatto l'assessorato beni culturali, cui naturalmente va il nostro ringraziamento, di un fornitore di energia che aveva l'obbligo di realizzare un intervento esemplare in uno dei siti culturali della Sicilia. E per nostra fortuna è stata scelta la Valle dei Templi per il prestigio di cui gode a livello regionale e non solo. Quindi noi avremo il vantaggio di abbattere del 66% i costi dell'energia e anche una conseguente riduzione dell'impatto ambientale che necessita per costruire, diciamo, questa energia. E quindi meno deforestazione sicuramente, meno anidride carbonica e in più è stato fatto uno studio molto dettagliato sulla luce che si sposasse e armonizzasse col colore dei nostri templi, che avranno una possibilità di essere fruiti al naturale senza alterazione del colore e in più con una percezione completa della volumetria. L'iniziativa di questa sera si inquadra in un ampio, diciamo, quadro che sta realizzando la Regione Siciliana nell'ambito dell'efficientamento energetico. Nasce da un accordo quadro che abbiamo fatto con un fornitore, Meta Energia SpA, che si occupa della fornitura di energia elettrica dei nostri siti, e all'interno dell'accordo quadro abbiamo inserito delle opere di efficientamento energetico, di cui quella di questa sera è una delle, diciamo, tante iniziative che faremo. Abbiamo pensato di fare la prima iniziativa di questo accordo quadro all'interno del parco perché certamente è un posto che ha una rilevanza, diciamo, notevole, quindi riteniamo che avere messo in sicurezza dal punto di vista luminotecrico e aver restituito alla loro luce naturale i templi di Agrigento sia una cosa meritevole, di cui diamo comunque, diciamo, anche atto a Meta Energia di essere stata disponibile con noi nella progettazione e nell'esecuzione di questi impianti. Da mesi ormai, anche forse da più di 2 anni, Meta Energia sta lavorando in questa direzione con la collaborazione del Dipartimento dei Beni Culturali e stiamo facendo un ottimo lavoro. Oggi e stasera la illuminazione di questa valle stupenda che rappresenta la Sicilia nel mondo è l'esempio che in questa terra così bella si possono fare anche delle attività che consentono, uno, il rispetto dell'ambiente, perché la illuminazione a LED fa questo, e due, soprattutto un risparmio energetico di oltre il 60%. Quindi Meta Energia SpA insieme alla Valle dei Templi e insieme a Beni Culturali Sicilia, protagonista questa sera qui ad Agrigento.